Sì, aspettiamo il PDF, che è quello che ci serve per cominciare a lavorare, cominciare a fare anche, a leggere anche i vostri racconti di quest'anno. Per un qualcosa che resterà davvero per sempre. Eh sì, per sempre, quello è la cosa fondamentale, sì. Grazie ancora a tutti. Grazie perché avete visto che quindi il patrimonio di letture che voi scrivete, che tutti quelli che partecipano al concorso scrivono, viene promosso anche attraverso dei canali che arrivano dovunque. E io credo che la soddisfazione di poter dire io ho scritto qualcosa che trasmette, come avete sentito, emozione a un'altra persona che non conosco, credo che sia un alto segno di donazione e di aiuto e di supporto a qualcuno che magari si può sentire da solo, perché forse guardare la televisione non dà la stessa sensazione di poter ascoltare la lettura di un libro che viene letto, come si diceva, trasmettendo l'emozione, non solo la somma delle parole. E adesso abbiamo ancora due ultime presentazioni prima di ascoltare la nostra Presidente. La prima, volevo che guardatevi bene la copertina di questo nuovo libretto, che è molto simpatica, che è stata disegnata dai ragazzi di Comics, che mi pare che siano là in fondo. Se si alzano in piedi gli facciamo un applauso. Perché è veramente simpatica, dopo la guardate con calma, è in sé. Vi ricordate una volta nei giornali mettevano le barzellette mute? Ecco, questa sicuramente è una barzelletta muta, molto simpatica. Poi, come vi ho detto, avremo una serie di sorprese durante la giornata e una di queste non ve la presento, ma vengono loro direttamente a dirvi che cosa succederà questa mattina. Quindi preparatevi. Buongiorno, io sono Mirko e vengo come delegato perché oggi noi porteremo un piccolo format insieme ai miei colleghi. Siamo un gruppo di attori professionisti specializzati nel teatro di improvvisazione, quindi faremo delle improvvisazioni durante la mattinata, ok? Porteremo un format che si chiama Clown Reflect, quindi oggi lo stile che porteremo è il clown e faremo una piccola riflessione sui temi o le dinamiche che verranno nominate durante la mattinata. Faremo dei piccoli interventi e poi leggeremo come clown qualcuno dei racconti o degli estratti. Non abbiate paura, non siamo aggressivi, però diciamo che il clown come creatura caleidoscopica è anche un po' imprevedibile, quindi di preciso non sapremo cosa andremo a fare, ma lo faremo con grande amore. Quindi grazie e ci vediamo fra pochissimo. Bene, mattinata di emozioni, mattinata di condivisione di emozioni, ma io direi proprio di cominciare con la nostra Presidente della giuria, la professoressa Aslan, che ci introduce, ci commenta, ma soprattutto ci suggerisce una riflessione che io direi rappresenta veramente un punto fermo di questo premio, perché dà una lettura e una stimolazione attraverso ciò che è apparso in questi racconti, con la sua capacità e chiaramente anche con la sua passione. Grazie. Grazie. Eccola qua. Grazie di questa affettuosa introduzione, grazie degli applausi che non ho ancora meritato. E anche di questi. Comunque, penso che non vi annoierò, in quanto il tema di quest'anno è stato un tema veramente, come posso dire, esplosivo. Non mi sarei aspettata che ci fossero, che ci sarebbero state, tante fresche invenzioni di scrittura a raccontare le invenzioni di questi 70 anni, 80 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. In realtà io stessa sono rimasta molto sorpresa da questa
così cascata di invenzioni, di racconti che mi riportavano davanti, amici miei, la sorpresa, la gioia delle persone che dopo la fine di questa terribile esperienza che era stata la guerra, si trovavano improvvisamente come dei bambini a giocattolare, a provare, a, diciamolo alla veneta, a tampelare con queste nuove invenzioni. E quali erano? In realtà la più incredibile e votata praticamente non dico da tutti, ma tantissimi dei contributi, dei racconti che abbiamo selezionato e anche di altri, gli altri che si possono vedere solo online, ma ci sono, comunque li mettiamo in vista e tutti li possono anche godere, guardare. Prima di tutti la lavatrice. È già stato accennato alla lavatrice dal Presidente qua e devo dire che la riscoperta di quello che è stata l'enorme mutamento di costumi, di abitudini e anche di tempo libero e di mancanza di fatica che ha portato l'avvento della lavatrice è una cosa che naturalmente anch'io avevo dimenticato, come tutti noi abbiamo dimenticato. Ce l'hai lì, ce l'abbiamo, ma cosa deve essere stato? Provate a pensarci. Cosa deve essere stato l'arrivo nelle case di questi complicati meccanismi? Le prime lavatrici erano divise fra l'inizio del lavaggio, il risciacquo, questo e quello, bisognava saperle usare, facevano dei rumori assolutamente spaventosi, però hanno cambiato la vita delle donne. E qui è proprio una questione femminile, amici miei, perché in realtà tutte queste signore, non è mio, tutte queste signore che dovevano lavare a mano, amici, e sembra così bello, no? Questi lavatoi che in montagna si vedono e addirittura vengono restaurati. Io stessa ne ricordo uno nel paesino di Susin di Sospirolo, vicino a Belluno, di cui tante volte ho scritto e ho parlato perché per me era il luogo della mia infanzia. Ma è bellissimo il lavatoio. Queste donne cantavano lavando però che cosa era, no? Cantavano per alleviare la fatica, ma mettevano a durissima prova le loro schiene, le loro mani, queste mani che diventavano tutte aride, tutte secche, tutte tagliate. Lavare lenzuola. Scusate se mi fermo un attimo, perché è proprio lì che vediamo il ricordo che diventa un ricordo divertito, che diventa un racconto e diventa spesso un portatore di una freschezza narrativa che veramente quest'anno è stata particolare. Ora, un'altra cosa, poi, quella che veniva dopo, era la televisione. Ma com'era la televisione delle origini? Quando nei paesi uno ce l'aveva, il bar aveva la televisione, ma un bar non ha tante sedie quante sono gli abitanti del paese. E quindi, logico, la gente andava la sera a vedere la televisione, ma si portava da casa la sedia sulle spalle. Allora, questa immagine, immaginatelo con me, del paese, uno dei tanti paesi qui del Veneto, ma anche non del Veneto, ovviamente, d'Italia, in cui una persona ha la televisione o due, magari uno che aveva un po' più di soldi a disposizione, se la comprava e succedeva la stessa cosa. Tutti i vicini andavano a vederla la sera. C'era uno spettacolo solo, più o meno, no? E tutti si trovavano a casa del poveretto, ma come? In piedi? No, con la sedia.
E quindi io mi sono subito immaginate queste le cucine piene di gente, una sopra l'altra, no? E perfino nei corridoi con le loro sedie, e andate e ritorno. Tutte le sere diventavano una gioia anche, no? Un divertimento, un stare insieme. E quindi naturalmente che cosa porta questo? Tramontano i filoni e le stalle, tramontano tante altre cose e si affermano invece queste serate davanti alla televisione o nei bar, sempre 100 sedie che arrivano da tutto il paese con la gente che se le porta sulle spalle. E sono le storie di quell'incanto, di come la gente la sera andava a vedere gli spettacoli. Addirittura qualche volta qualcuno tentava di parlare con la televisione. No? Qualche vecchietto provava a dire: se sono lì parlano io gli rispondo. E succedevano episodi divertentissimi. I nipoti che dicevano, i nipoti che sono i vecchi di oggi, perché sono passati 70 anni, che i vecchi di oggi ti raccontano che i loro bambini spiegavano ai loro nonni come le figure erano sì mobili, parlavano sì, ma non ti potevano rispondere. Tutte queste scene non sono solo scene divertenti, io vi racconto qualche episodio divertente, ma raggiungono dei vertici di umanità e di nostalgica comicità, ma che è nostalgia e anche una comicità che hanno, oso dire, tutto il sapore di un'antica, familiare epopea, l'epopea di come il popolo accoglie e poi a un certo punto anche accetta o non accetta, ma in genere accetta quello che davvero gli viene utile. Allora l'epopea della lavatrice, questo mito, l'epopea della televisione che ancora continua, è qualche cosa che ha accompagnato, sì, la mia infanzia, ma che anch'io ricordo come qualche cosa di una novità che a un certo punto arriva. E la disposizione verso ciò che è nuovo fa sì che naturalmente il bambino, io quando ero bambina, voi quando eravate bambini, ma i bambini di adesso lo stesso, vede come qualche cosa su cui lui può insegnare al nonno. Lui può in qualche modo anche ricambiare tutte le cure, tutto l'affetto, tutta quella quasi, come possiamo dirla, cortina, quella quasi coperta di tenerezza, di protezione che il nonno gli dà. Non i genitori, ma i nonni. Oggigiorno i nonni sono componente fondamentale del benessere di un bambino, tanto più proprio oggigiorno in cui spesso i genitori lavorano e così via, ma sempre lo sono stati. Il nonno è il punto di riferimento e credo che proprio qui abbiamo da tanti anni cercato di mettere in evidenza questo. Scusate. Oggi poi ci sono tutte le altre novità che si susseguono a ritmo frenetico e naturalmente si fa anche fatica a stare dietro a queste novità, però c'è sempre, scusate, quello che si chiama un rastein in gola. Si chiama ancora così. La lingua veneta è talmente bella, amici miei, e bisogna sempre parlare di lingua e non di dialetto, ricordiamolo, cosa su cui io sono molto molto decisa, anche perché non è la mia lingua madre, ma l'ho imparata con una certa fatica, però credo di essere diventata decente. Ecco. Allora, ultima osservazione. In questi racconti ci sono anche tanti altri argomenti, cose anche sull'attuale pericoli, no? Per esempio questa intelligenza artificiale di fronte alla quale siamo tutti in qualche modo impauriti. Non sappiamo esattamente dove può arrivare e cosa può fare. E fra l'altro
siccome fa dei progressi, è tutta una dimensione di fronte alla quale siamo inermi, non sappiamo, non la sappiamo mica gestire più di tanto. E quindi anche qui però sono i più giovani che ci possono insegnare un sacco di cose, proprio a noi più anziani, che li abbiamo vezzeggiati, coccolati, aiutati e che in qualche modo con la nostra imperizia nelle cose tecniche di ultimo grido non possiamo che accettare un aiuto che i bambini ci danno con molta gioia. Come in alcuni racconti, per esempio, la cito perché non è il primo anno che la selezioniamo, quello di Laura Verdi, che racconta la storia del nonno che è il nonno distratto, come sarei anch'io, e quindi le cose, la distrazione te la porti dietro dalla nascita, e quindi in pratica qualcuno ti deve sempre aiutare a trovare fuori gli oggetti che hai dimenticato da una parte o dall'altra. E non si tratta spesso neanche solo di un ombrello. Ombrelli va bene, ma le chiavi, per esempio, oppure infilare in una buca delle lettere un tuo oggetto, invece della lettera, trovarti con la lettera in mano, e simili. Oppure vorrei citare e ringraziare gli amici. Scusate se li cito perché sono fra i nostri, e a loro sì facciamo anche un applauso, cioè Dario Foà e sua moglie. Meritano un applauso, sono venuti da Milano, l'età c'è ed è notevole, e infatti Dario nel suo racconto si trova con una figlia che non è mica più tanto giovane neanche la figlia, ma che non sa che cos'è e come si fa funzionare una lampada ad olio. Eppure una volta, per esempio durante la guerra, qualche volta queste lampade ancora esistevano ed erano ancora preziose. Quindi vedete, è tutto per dirvi, grazie dell'applauso che Dario si merita, è tutto per dirvi come la catena fra le generazioni, il legame che cerchiamo nel nostro piccolo, ma non è tanto piccolo, di mantenere e di portare avanti, e si realizza in questi piccoli libri, in questo concorso, eccetera, è non soltanto una cosa divertente, piacevole, ma è preziosa. È una preziosa catena che collega le generazioni, ed è su questo che non dobbiamo mai dimenticare. Grazie.
Anche a me. Scusate, chi ce l'ha elettrico a casa? Chi ce l'ha induzione? Chi ce l'ha gas? Quello che costa, vabbè. Grazie al nostro modello. Il secondo modello, signore e signori, il frigorifero. Prego. Vuole il freezer sopra o sotto? Sotto il freezer. Però mi sa che non c'era sotto prima. Sotto il freezer. Wow! Vogliamo più gelo, più raffreddamento. No frost, No, no, non c'era. No frost! Era un frost sopra vanno cioè sopra vanno messi no ghiacci, no il freezer ce l'ho sotto, ma se c'è un ordine verdura, formaggio, lei rispetta l'ordine, sentiamolo, sì, sotto la verdura, non di sotto. papam, carote, in mezzo. E sopra il salato. No, il salame. La carne, ma scusa. Allora, il dialetto è una lingua non dai, salato. No, si taglia a fette e salato. Scusi, mi fa vedere la funzione di sgrinamento? No frost. Ah, È uno frost. Allora ciao. Woppa! E la carne sopra. Io non sono sicuro ma i batteri scendono. E il salame dove lo metti sta, dai. E ultima, vai, ma vai. non ultima, signori, la regina della casa, la lavatrice. Ovazioni! Metta il programma. Metta il programma. Lava. Detersivo liquido e polvere. Ha detto tutti liquido. Fai quello che vuoi. Vabbè. Al mughetto, bello. Scusi, la morbidente. Ah, sia liquido che non so. Vabbè. L'anticalcare. Giusto? Effettivamente fa rumori molesti la lavatrice. È a pieno carico. Sai che non si sposta sempre con le Non ho piano in cemento. Come no? E allora devi correre. È la centrifuga questa. A che temperatura l'hai messo? Quanto? 60? un'ora e mezza come minimo. Tac, 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 tac. Ok, ci siamo. Benissimo signori, adesso le votazioni. Per alzata di mano, ricordo. Non Chi vale due mani. No, non vale due mani, no, ovviamente. Chi vota per una cosa non vota per l'altra, eh? Tac, 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 Chi tac, vota tac, per tac, il tac, fornello? Poco. Basta. È andato molto male secondo me. Allora, tutti affari tuoi. Però ce ne sono. E che sa cosa? È che oggi c'è, Tac, 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 tac. Ecco lei. oggi c'è anche c'è chi mangia crudo, capisce? Quindi magari... Vabbè, vai avanti. Tac, tac. Il frigorifero! Ma ha votato due volte quella. Meglio, però mi sa che... Anche la frigorifera. Che le abbraccio col freddo. E la lavatrice!
Oh, adesso è partito. Gli fate un applauso ai ragazzi. Allora, mi raccomando, dovete sapere dove mettere il salado, perché sennò si secca in frigorifero. Allora, intanto grazie ragazzi, ma la riflessione della professoressa Aslan mi ha lasciato un messaggio molto forte. Le invenzioni del televisore sono servite non perché ognuno si chiudesse in casa propria a guardarlo, ma perché si condividesse un messaggio. Diventavano gli strumenti social, fisici, cioè ci si trovava per guardarli insieme. Il telefono serviva a comunicare. Io mi ricordo all'inizio si chiamava di domenica perché costava meno, e poi a casa c'era il posto del telefono. Le case costruite, quelle costruite dopo l'invenzione del telefono, sono state costruite con l'angolo del telefono. Adesso non lo fa più nessuno, ma quindi capite che le invenzioni influenzano molte altre cose. Oppure la lavatrice, e prima invece per lavare si andava alla fonte a lavare ed era un momento social. Notate che l'invenzione dei social ha isolato. Io sono stato molto toccato dalla riflessione della professoressa, perché effettivamente dice non si chiamava social la fonte e neanche il televisore, però facevano social. E invece le invenzioni social isolano. Vabbè. Comunque siamo qua per dirci che le innovazioni devono portare soprattutto stimolo, e l'abbiamo sentito. Ma perché ci serve lo stimolo? Perché noi dobbiamo essere protagonisti, sentirci vivi in relazione con gli altri. E proprio perché questo serve a tutti, a tutte le generazioni. In particolare, abbiamo sentito prima, a chi può rischiare di trovarsi da solo ed non può mai mancare la relazione con gli altri. E per farci dire quanto questo è importante, quanto questo è qualcosa che noi dobbiamo coltivare, la relazione con gli altri, chiamiamo la professoressa Mondini, Sara Mondini dell'Università di Padova, docente dell'Università di Padova, le facciamo un applauso, che parlerà proprio quanto nei percorsi di invecchiamento è importante coltivare invece determinate abitudini, determinate stimolazioni. Grazie. Grazie a tutti, grazie a chi mi ha invitato, grazie a voi che siete qua. E per me è davvero un onore essere qua a parlare, perché io mi occupo di queste cose e non c'è niente di meglio che parlare non ai miei colleghi esperti, ma parlare alle persone che vivono la vita tutti i giorni. Io qua parlo dell'arte di vivere più a lungo, una longevità attiva. Nella mia attività in università io mi occupo di invecchiamento, e questo è quello che dicevo fino a un po' di tempo fa. Il mio tema di ricerca era l'invecchiamento, in particolare l'invecchiamento patologico. Adesso non dico più che mi occupo di invecchiamento, ma dico che mi occupo di longevità, che non è un cambiamento solo lessicale, è un cambiamento proprio di costrutto, come diciamo noi. Intendo un'altra cosa. Vediamo allora cos'è questo l'arte di vivere più a lungo, longevità attiva, perché quello di cui io parlerò ora è che per vivere più a lungo nel benessere bisogna vivere attivamente e partecipare. Un viaggio verso una vita più lunga, ma più sana e più piena di significato. Allora, sì, siamo di fronte a una sorta di rivoluzione, quindi rivoluzione e longevità. Stiamo vivendo un'epoca straordinaria, perché per la prima volta nella storia è normale vivere fino a 90 anni, anche fino a 100. Una volta non era così, quindi non è un'eccezione. Ma perché c'è questa trasformazione? Viviamo più a lungo, ormai l'aspettativa di vita media è quasi raddoppiata. Questo negli ultimi 100 anni. Nel mondo occidentale, cioè dove viviamo noi oggi, con le condizioni di vita che abbiamo noi oggi, che abbiamo costruito,
persone con più di 85 anni è una media di età che è destinata a raddoppiare. Il numero di persone con 85 anni raddoppieranno entro il 2029, quindi c'è una crescita di questa popolazione di longevi, non di vecchi, di persone longeve. Non si tratta però, mi raccomando, semplicemente di aggiungere anni alla vita. Noi dobbiamo aggiungere vita agli anni. Quindi il mio discorso vuole essere un raggiungere l'età avanzata in benessere. Quindi aggiungiamo vita agli anni. Cos'è l'invecchiamento? Quello che una volta si chiamava invecchiamento. Non deve essere inteso solamente come assenza di malattia. Mantenimento della propria salute perché io partecipo e perché io mi sento sicuro di come sono nel corso dei miei anni. Ci deve essere una qualità della vita che sto vivendo, avere delle opportunità, delle occasioni sociali. Ora noi siamo qua, io parlo, voi ascoltate, ma parlate anche fra voi. Quando finiamo questa iniziativa avrete l'occasione di discutere con gli altri di quello che è successo. Avete fatto una scelta, quello di venire qua oggi. Potevate fare altre cose. Avete deciso di venire qua perché vi aspettavate di avere delle cose positive da questa giornata. Avete seguito un vostro desiderio. L'obiettivo finale, quindi, lo ripeto, non è solo vivere più a lungo, ma vivere meglio, vivere al meglio di quello che possiamo, quindi con energia, con voglia di fare, con relazioni significative. Che significa relazioni significative? Che io ho dei contatti con le persone che per me hanno un significato, che mi danno gioia, che mi danno stimoli, che mi danno interessi. Io ogni giorno devo avere uno scopo, un obiettivo, anche piccolo, anche molto semplice, ma è il mio obiettivo nella giornata. In particolare ho deciso di rimarcare 3 pilastri fondamentali. Sono 3 pilastri fondamentali per un invecchiamento attivo, quindi una longevità in benessere. 3 dimensioni fondamentali della nostra vita. I pilastri della longevità attiva sono il primo, la mente, poi il corpo e poi le relazioni, quindi la mente, la testa, quello che io devo fare per star bene, vivere a lungo, devo pensare a quello che avviene nella mia mente e usare la mente, ora ne parleremo, ma non devo dimenticarmi che ho un corpo, che ho delle braccia, che ho delle gambe, che ho un corpo che deve muoversi, che deve permetterci di esplorare il mondo. E poi, di nuovo, le relazioni sociali, la possibilità di stare con gli altri, di relazionarci con gli altri, non semplicemente di stare, ma anche di interagire, di raccontare, di parlare, di stare in relazione. Allora, vediamoli uno a uno. Cosa fare con la mente? Come facciamo per mantenere la mente attiva? Noi dobbiamo continuamente fare cose nuove, essere stimolati per un invecchiamento sano. I vari studi che ci sono in letteratura dimostrano che più siamo stimolati, più facciamo cose nelle nostre giornate, migliore è la nostra salute, migliore, più sveglio è il nostro cervello, perché continuiamo a fare piccole cose. Contiamo le pastiglie, le sistemiamo, organizziamo il bucato, come dobbiamo metterlo, tante piccole cose che ci fanno ragionare, a volte anche le cose che ci sono faticose, ma ci servono a ragionare, a ordinare. Il nostro cervello deve essere sempre attivo. E io studio proprio questo. Più una persona a lungo legge, scrive, pensa, gioca a carte, parla con gli altri, più giovane
si mantiene la nostra efficienza mentale. Le attività mentalmente stimolanti ci aiutano a mantenere le funzioni del cervello e rallentano l'invecchiamento patologico. Più io continuo a usare quello che ho e più allontano l'invecchiamento patologico. Quindi cosa devo fare per tenere il cervello attivo? Leggere, studiare, raccontare, imparare lingue nuove, imparare nomi nuovi. Devo giocare, divertirmi, giocare a carte, giocare a dama, giocare a scacchi. Devo eseguire divertimenti nel ragionamento, fare le parole crociate. Quanto di meglio c'è che fare le parole crociate, magari in più persone, perché poi io devo anche, come diremo poi, nel terzo pilastro, stare con gli altri. Ma anche avere nuovi hobby, perché no? Imparare a scrivere, imparare a leggere, imparare a raccontare, imparare a dipingere. È un momento ottimo quello della pensione, dove non ci sono più degli obblighi di lavoro, per iniziare a fare delle cose. Magari all'inizio non sono cose belle, interessanti, ma ci si prova. È uno stimolo fare qualcosa di più. Il corpo, muovere il corpo, muoversi prolunga la vita. L'attività fisica è uno dei fattori più potenti per la longevità. Ci sono delle linee guida che consigliano proprio dai 150 ai 300 minuti di attività moderata o 75-100 minuti di attività intensa in una settimana. Divideteveli come volete, anche 10 minuti, un quarto d'ora ogni giorno, oppure un po' la mattina, un po' al pomeriggio di camminata, magari coi compagni, ed è fatta. Dovete diversificare il più possibile le attività, magari sforzatevi di fare le scale, magari sforzatevi di piegare delle cose, non fatevi sempre aiutare, ma cerchiamo di operare, fare, muoverci quanto possiamo. Certo che molti di voi non possono camminare se non aiutati da qualcuno, ma o fatevi aiutare o fate qualcosa che potete fare stando seduti. Muovete le mani, muovete le braccia. Si può sempre fare qualcosa. Quello che è possibile va fatto. Allora, i benefici di restare a lungo sani c'è dato proprio da questa attività che noi continuiamo a fare. Abbiamo una vita più lunga e sana perché siamo attivi. Chi più è attivo più procede e invecchia bene. La forza e la mobilità ovviamente ci permette di continuare ad andare avanti in salute e ricordatevi che anche un po' è sufficiente. Anche un pochino è sufficiente, anche solo avere l'idea che un pochino lo devo fare, adesso faccio questa cosa, adesso mi faccio venire voglia di fare anche questa cosa che non voglio mai fare, va bene. Devo mettermelo in testa perché tutto mi serve per continuare ad andare avanti in salute. E in ultimo, la forza dei legami. Va bene la mente, va bene il corpo, ma ancora di più stare con gli altri, avere dei legami solidi, che non vuol solo dire stare con gli altri fisicamente, ma relazionarci, parlare con gli altri, stringere le mani degli altri, ascoltare gli altri, rispondere agli altri. Prima dicevate scrivere per farmi leggere, ascoltare, qualcuno parla perché vuole essere ascoltato. È questo lo scambio. Quindi combattere la solitudine e l'isolamento, perché solitudine e isolamento, dimostrano gli studi scientifici, porta a declino cognitivo. Quindi noi combattiamo l'isolamento con le relazioni sociali, curando il corpo e curando la mente. Ricordate i 3 pilastri. Siamo di fronte a quella che si chiama un'epidemia di solitudine nella nostra società,
che dobbiamo combattere con le relazioni vere, perché le relazioni vere producono salute e longevità. Quindi i legami sociali sono collegati a una migliore salute mentale, minore stress e maggiore capacità di far fronte anche alle difficoltà e anche alle perdite, che quando si è longevi, ahimè, si assiste a molte cose che cambiano, anche non positive, e se siamo con gli altri riusciamo ad affrontare meglio anche i dolori e le perdite che purtroppo dobbiamo affrontare. Allora è importante raccontare la propria storia, e qua in questa iniziativa lo dimostrate. Leggere i racconti che sono stati selezionati è entusiasmante, sono meravigliosi perché mettono in contrasto le diverse generazioni senza demonizzare il nuovo. Questo è bellissimo, senza demonizzare il nuovo, ma mettendo assieme nuovo e vecchio. Condividere quindi esperienze di vita, partecipare ad attività comunitarie, stare con gli altri, produce il senso di appartenenza e permette di allungare la vita. Pensate che una percezione positiva dell'invecchiamento può aggiungere fino a 7,5 anni di vita. Questo da una ricerca che è stata svolta alla Yale University, è l'unica citazione che faccio, ma anche persone con legami sociali forti hanno il 50% di probabilità in più di sopravvivere rispetto a chi è isolato. Quindi pensate quanto è decisivo questo stare assieme agli altri. Inoltre è importante ricordare che non è mai troppo tardi per cominciare, non è mai troppo tardi per decidere di uscire, di fare, di mettersi alla prova, cambiare abitudini, scoprire nuove attività, iniziare nuove relazioni. Questo produce dei benefici a qualsiasi età. Quindi il principio non è mai troppo tardi è importante. Dobbiamo avere degli interventi precoci sullo stile di vita sano, perché questi hanno un intervento benefico a lungo, significativo, perché ci mantengono sani, giovani e in benessere anche in età adulta e avanzata. Quindi cambiamenti nelle abitudini di salute in qualsiasi momento della vita, attività il più possibile, quelle che meglio vi piacciono, quelle che più preferite, stare con gli altri in una comunità. Fate le vostre scelte, agite e fiorite, come qua si dice. Fiorire è l'aspetto positivo che il decidere per se stessi e agire produce. Quindi invecchiare intenzionalmente significa scegliere di impegnarsi in attività che promuovono il nostro benessere. E finisco il mio viaggio con voi ricordandovi che per la longevità attiva è importante mantenere la mente efficace, attiva, favorire l'apprendimento continuo di qualunque cosa ogni giorno. È importante restare fisicamente attivi come si può, con quello che ancora abbiamo a disposizione ogni giorno, e continuare ad avere delle relazioni sicure, sane, che ci permettono di sentirci connessi, non solo col telefonino, ma connessi davvero con delle altre persone perché apparteniamo ad una comunità. Quindi è proprio un'arte quella di vivere a lungo, l'arte di essere longevi o di vivere attivamente. Quindi auguro buon invecchiamento a tutti, buon invecchiamento attivo e buona longevità. E grazie ancora. Grazie di questo stimolo, grazie
metteremo in atto, perché pensavamo di arrivare fino a 100 anni, adesso abbiamo detto impegnati così possiamo arrivare fino a 107 e mezzo, quindi facciamo un applauso, grazie del suggerimento, grazie molte, perché anche la ricerca scientifica ci viene incontro. Grazie professoressa di questo stimolo, siamo tutti più carichi adesso. Aia, 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 aia. Si è rotta la lavatrice. Aia, 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 aia. Tutto Alicia, tutto qua. Dove mi fa mai? E dove sei che trovo? È a cenere adesso che c'è tutto a gas. Me fa mai, guarda, me fa mai. Da qua fin qua. Aia, 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 aia. Guarda queste. Cosa fa mai te? Tutto. Tutto. Lasciati. È l'umidità, caldo. Cosa abbiamo qui, Vediamo chi mi porto via oggi. Mi scusa, chi sei io? Non vedi il fisico scheletrico? No. Non vedi la cappa nera? No. Non vedi la falce? No. No, perché mi confondo con la gente. Tu sei? Immagini la morte. Oh! È arrivata la morte, ma che ce l'ha con te? Sì, parto dalla più vecchia. Sì, vai avanti te. Pronta? No. Perché? Ma io tengo il pranzo con i nipoti. Vabbè, io devo fare il cruciverba, allora. Allora prendo la più bassa, che mi occupa meno. Tu finisci all'inferno, No, cara allora, mia. Ti ho visto che ti facevi i soldati. No, io ho la gara di... Ah, sì, tieni un attimo. Ho la finale. Abbiamo la finale. Scusi. Sette verticale. È famosa quella antonelliana. Non mi dico. Famosa quella. Quante? 4. Mole! Bravo, grazie. Risolto! Allora ti porto via. No, perché c'ho sempre il pranzo, c'ho il ragù. Lo vede che il ragù sul fuoco? Non posso. Porto via quello grasso. No, sta No, con lei. Ma guarda, ma questo è un grasso, ma è momentaneo, Io ti ho seguito questa settimana, hai fatto solo 23 minuti di attività fisica. Dove sono? Erano 175 minimo. Vedi slide 7. Ne mancano 12. Sì, senti che adesso mi è aumentata la voce perché parla diretta. Maledetto. Sulle mani! No! Sulle mani! Sì, ma voi vi volete disoccupato! Esatto! Zumba! Va bene, vado a prendermi allora i giovani disegnatori, tanto a disegnare non si fa soldi, meglio toglierli direttamente dalla scena adesso, eccoli là! Sono loro due, li ho visti, È inutile che sperate di vivere disegnando, meglio che vi porti via adesso. sono seduti, si chiacchierano. Sì, infatti. Ma voi che siete ragazzi giovani? Quanti esercizi fate a settimana? Aspetta un attimo, perché se no non ti si sente. Quindi. Siete sicuri? Oh ragazze! Deve prendere qualcuno che non c'ha niente da fare. Va bene, allora vado a vedere al piano di sopra. La morte deve ok? portarsi via qualcuno oggi. Portati la bionda. La bionda, andiamo. Oh no, mi ha confuso.
devi attaccarti dalla parte opposta. Andiamo di là, ho visto una stanza privata, andiamo, vieni. Vabbè, neanche la bionda si è portata via. Bravi ragazzi, vai, applauso! Fatemi un applauso! Allora, ogni volta che sentite arrivare la morte, fate l'applauso, che quelli sono minuti che servono per riattivare il vostro corpo. Facciamo un tentativo, morte! Infarto, colesterolo, osteoporosi, no, piano che... Ok, nel dubbio applaudire, giusto capo? Me lo insegna lui, qua la prima cosa che per essere qua bisogna applaudire, che così serve per l'aria, l'ossigeno. Dov'è la dottoressa? Dottoressa, è già scappata? Eccola lì. Dov'è? Ah, ti sei mimetizzata con... che ti vedevo più alta, più bassa così. L'applauso va bene come... Abbiamo guadagnato Almeno 2-3 anni. 2-3 anni, io penso io anche qualcosa. Vabbè, qui nel dubbio applaudite, vai! Anche lei deve applaudire, bravissima! Vai, applauda! Bravissima, questa ne ha guadagnata almeno 10. Qualsiasi movimento, qualsiasi pensiero, qualsiasi relazione. E quindi io vorrei che fosse veramente... Intanto i microfoni adesso funzionano, giustamente perché sono collegati gli altri. E il Rasteghin si vede che viene dal tavolo. Secondo me anche mettere le mani sotto qua ogni tanto previene. Comunque grazie per lo stimolo, ma soprattutto perché hanno lanciato un messaggio veramente. Anche la professoressa ci ha dato, direi, più che un decalogo, più di una serie di indicazioni. E nelle nostre realtà, chi è che di fatto, oltre a tutto il contesto, tutti i professionisti, quali sono quei professionisti che sono più, come dire, impegnati nella stimolazione, almeno diciamo nella stimolazione, nella raccolta di racconti, nelle attività quotidiane? Sono gli educatori delle nostre residenze. Allora, siccome sanno anche essere molto simpatici, hanno preparato un video che pregherei la regia di mandare, che un po' racconta quello che gli educatori in una giornata, in una situazione, possono attivare anche loro da protagonisti per rendere protagonisti. Parte il video. Benissimo. Il premio letterario si focalizza sul recupero delle storie di vita e sulla valorizzazione della storia della persona. Ma l'educatore che ruolo ha in tutto questo? Raccoglie ricordi, emozioni, certo, ma poi? Ragazze, ciao! Ciao! Anche quest'anno il caro Guido ci ha inviato il bando del concorso letterario 2026. Care colleghe, il concorso letterario dell'OIC è un appuntamento importantissimo per il nostro servizio e arriva puntuale, inderogabile, come la dichiarazione di redditi. Ecco qua la mail. Bello, ma impegnativo direi. Nella serie l'ultima invenzione sarà la nostra. Adesso tocca a noi inventarci, capire come coinvolgere e motivare gli ospiti a raccontarsi, a far infiorare i loro ricordi e le loro esperienze. Già, non è facile convincerli, soprattutto a scrivere, fanno sempre più fatica. Bisogna trovare strategie nuove per renderli protagonisti, per valorizzare le loro storie. Dobbiamo proprio inventarci qualcosa. Qualcosa per scrivere dei racconti che facciano memoria, dei racconti che siano piccoli scrigni, piccoli tesori da lasciare in eredità. Ah, che romantica. Hai detto scrivere? Io direi piuttosto partorire. Eleonora, guardi cosa ho trovato al mercatino, il mercatino di usato, ma non so come funziona. È il mio incubo. Guarda, qui
È il mio incubo di quando ero ragazza. Qui si metteva le braccia e si chiudeva. Però il mio incubo era che uscisse qualche Un po' di cenere. un po' di cenere e mi sporcava il vestito. E allora, sai, era. Cosa stai facendo con il telefonino? Sto navigando in internet. Bello, bello. Ma non puoi anche telefonare? Sì, basta schiacciare qui. Ah, ai miei tempi era molto diverso. Ai miei tempi c'era un apparecchio, facevi il numero con la rotellina e se sbagliavi tu dovevi rifare tutto. E così io chiamavo la mia amorosa. Che pazienza. Infatti ci vuole pazienza. Dal ferro pieno di cenere al vapore che esce da solo, dal disco che gira al dito che scorre. La tecnologia corre, ma le storie camminano piano al passo dei nostri ospiti e se non ci fermiamo ad ascoltarle, le perdiamo per sempre. Un paese senza memoria è un paese senza futuro. I nostri anziani non sono il passato, sono le radici che tengono in piedi il nostro domani. Ascolta, scrivi, ricorda, perché la loro storia è la nostra forza. Il nostro ruolo è proprio questo: metterci a fianco della persona, stimolarla e renderla protagonista anche oggi. Perché l'educatore è anche un custode della memoria dei nostri ospiti. Mi dicono che in platea ci sono degli attori. Si possono alzare, grazie. Prego, alzatevi. Tutti gli attori che ci sono in platea. Grazie, 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 grazie. Come si facesse a evitare che la cenere uscisse dai buchi io non lo so, non ne ho idea. Comunque, ecco, in maniera simpatica i nostri educatori hanno raccontato quello che fanno, una parte dell'attività che coinvolge, però ecco, io credo che sia veramente entusiasmante continuare ad attingere alle radici per tutti noi. Quindi noi veramente ringraziamo qui, adesso e ora, con un grande applauso i nostri ospiti che ci regalano le loro storie e noi le possiamo raccogliere. È un tesoro prezioso, veramente prezioso. E adesso abbiamo da parte dei nostri amici clown una lettura di alcuni racconti, perché insomma vediamo come noi valorizziamo le storie che sono state raccontate.
È bello avere la regia con lo specchio, perché io faccio così e uno dall'altra parte mi fa così, ma sono sempre io, quindi fa niente. Si può fare un trucco che uno magari vede un segnale rosso, qualcosa verde, se hai capito? Facciamo un buco. Abbiamo oggi, senti, sanno di stampa, cioè, che l'hanno fatti proprio freschi. L'avete presi tutti questo? Fate vedere, alzatelo tutti. Bravissimo. Anche con l'altra mano. Anche così sviluppate tutte e due le articolazioni, sia da una parte che dall'altra. Vero, dottoressa? Va benissimo tutte e due. Ok. Io partirei con spacchiamo. Io ne avevo presa una che mi piace, un certo Dario Foà, ho sentito nominare che parte così lui, che è bellissimo, parte così. Ebbene sì, ho 94 anni, in fila per 3 con il resto dei 2. No. Quindi sono anziano. Ho sempre amato molto questa definizione. Essere diventato anziano significa aver raggiunto un bellissimo traguardo, una nuova stagione di quella bella avventura che si chiama vita. La mia vita, la nostra vita. Bella all'inizio, Cosa? Ed è la gioia di poter passare un po' di tempo a parlare con i figli, con i nipoti e guardare Aida, mia moglie, negli occhi. Certo, è cambiata come sono cambiato io, ma a me mi piace e sono solamente 67 anni che mi piace, Tan 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 tan. Adesso arriva ai 96, arrivi fino ai 120, prova, vai avanti, vai. Perché vai. Fai un reverse, fai finta che sia qua davanti. Sì. È un circolo. Brigati, dai. E perché, come diceva quel grande poeta che è stato Trilussa, sa chi è Trilussa? Ecco, lo dice anche in una lingua che non è neanche la mia, ma ci provo. Per conto mio, la favola più corta è quella che si chiama gioventù, perché c'era una volta e adesso non c'è più. E la più lunga? È quella della vita. La sento raccontare da mo', ma un giorno forse cascherò nel sonno prima che sia finita. Tan 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 tan. No, di nuovo è tornato così. Scusa. Tan, 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 faccio un sonetto. La lavatrice toro scatenato. È un estratto. Mia mamma
la bisnonna che tu non hai mai conosciuta, era un tipino esile, sottile come un giunco, e quando si trattava di lavare le lenzuola, prima si faceva il segno della croce e poi affrontava il bucato con l'aria di chi non sa se ne uscirà viva. Dopo un po' le mancava il fiato, le girava la testa, doveva mettersi seduta e farsi aria con un ventaglio, bere un bicchiere d'acqua zuccherata e solo dopo essersi ripresa poteva riaffrontare la tinozza senza correre il rischio di crollarvi dentro. Non si poteva andare avanti così, era necessario un aiuto domestico. Toro scatenato. Aspetta che c'è la signora qua che voleva sapere prima. Com'è la lavatrice Toro scatenato? Mai vista la Toro scatenato? Ma quella domestica al guinzaglio? Ma immagini una lavatrice Toro scatenato. Si apre. Vai. No! Tu gli apri il pochettone e va. Ma perché sapete? Perché vedete i capi rossi, sapete i capi rossi davanti alla... Esatto, ovviamente lava solo capi neri e delicati, i rossi no, perché... È una bella lavatrice, però devi prendere un'altra dei capi rossi. Un'altra cosa importante della lavatrice... Aspetta, dov'è? Le corna. Ah, le corna. Un'altra cosa che deve avere la lavatrice Toro scatenato... Aspetta, le do un suggerimento. Allora, la lavatrice... ci venne suggerito il nome di una donna fidata, tale Orlanda. Aspetta, si presentò subito. Era di poche parole. Aveva le mani rosse, ruvide, consumate dalla varechina. Ma scusa, allora, se erano rosse la varechina, se è appunto, ma le mani erano rosse, però non importa, e braccia forti che contrastavano con la magrezza del corpo. Ci vuole l'aiuto domestico, l'avete trovato? Se si vuole una lavatrice Toro, C'è. lei potrebbe essere la lavatrice... Cioè la lavatrice o sono Toro o sono... Sì. Orlanda Furiosa, sì, perché si chiamava Orlanda. La lavatrice Orlanda Furiosa! L'aiuto domestico era Orlanda. Sì, l'Orlanda Furiosa, sì. Nato pezzo. Allora, l'Orlanda con il bucato ci sapeva fare. Lo affrontava a muso duro, come se fosse un nemico da distruggere. E tutta questa energia non mancò di palesarsi con strappi, scuciture e buchi malandrini sulle nostre camicette, che fino ad allora erano uscite indenni dalle gentili mani insaponate della mamma. A questo punto si decise che la mamma avrebbe continuato a lavare i capi delicati e l'Orlanda Furiosa avrebbe invece preso a botte e a ceffoni il bucato grosso. Signora, avevamo ragione. Brava Orlanda! La lavatrice Toro Furioso che lava solo le cose sporche. Le cose sporche sono? I jeans. Mutande, però questa è delicata. Poi la roba sporca che va lavato brutalmente sono i calzini, perché qui fino a qua. E invece una cosa delicata si lavava una cosa delicata, cos'è? Sì, ho capito, una cosa delicata la più delicata è il reggiseno, ok. Quindi abbiamo, allora scegli cosa vuoi essere.
il sciacquo a bassa temperatura. Stop. Non c'è neanche la centrifuga. Quello delicato c'è la centrifuga. Grazie. Aspetta. C'è la centrifuga leggera. 400 giri. 400 giri. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. È più leggera, la facciamo 10. Facciamo che uno vale 10. Sì, vai. 10, 20, 30, 40. Facciamo che uno vale 50. 50, 100, 200, 300, 400 giri. Guarda come è tutto spumoso. No, aspetta, no. Sì, ma hai solo una coppa, quindi. Vabbè. Sentite però come è venuto fuori la mangia. Aspetta che lo faccio. Vai, fai sentire la signora 400 giri come è venuto fuori la... No, dai, per favore. Io senza centrifuga. Come è venuto fuori? Che non lo devi stirare, lo appendi così, bello, Secco. d'acqua. Secco. Cosa stai facendo? No, cerchiamo. No. A posto. A posto. Io... Quanto abbiamo? Vai. A pausa ragazzi, vai. Sicuro che non vuoi questi? Vabbè, mi dia quelli così. Oh, là. La. Pronto. Ci sono, eh? Potete farmi una canzonetta di intervallo nel frattempo, come il carosello? Aspetta, come facciamo le canzoni dell'intervallo? Oh, ragazzi, Vabbè, non fa niente, basta, l'ho trovato. Un estratto. La nonna combina guai. Negli anni 70 le invenzioni arrivarono in casa come ospiti importanti. Entravano piano, facevano rumore e pretendevano rispetto. La televisione a colori, il frigorifero grande come un armadio, ma la regina assoluta fu lei, la lavatrice. Voglio vedere la regina. La regina lavatrice, vai. Siamo a quella di prima. Cambio anche il filtro. Stoff. Quest'oggi non ho dormito bene. Quando la portarono, 2 uomini sudati la trascinarono fino in bagno come se stessero portando un monumento. Vai. Che schifo, siete sudati. Io il mio regalo. Aspetta, tu stai pure giù. Chi può? Le lavatrici non le possono fare più leggere. Sono pesantissime. No, dovete, scusate, fare anche la regina, no? Scusate, un po' di regalità, un po' di regalità. Ah no, scusate, come... Vabbè. Tu stai più regina. Tu sei più regale, per favore. Più regale e più sudati. Tanto poi ci pensa lei, anche prima. No, vai, altre. 1, 2. Ah, bravo. Ah, sì, bello, mi piace. Veneratemi, signore. Veneratemi. Io vi salverò la pizza. Alle signore. La mettiamo dove? Avete un lavatoio, un bagno, cucina? Il posto d'eccellenza della casa. Il cesso. Io inizio a vedere la morte. Esatto. Aspetta. Io... Dove la poggiamo la lavatrice? In bagno. Oh, guarda! Il bagno! E questa piastrella grigia qui. Il bagno, ecco. Oh, perfetto. Installatevi. Io la guardavo con sospetto, bella, lucida, moderna, ma con quel tubo di scarico. Un serpente grigio, lungo, floscio, che finiva dritto nella vasca da bagno. Orribile. Una pugnalata all'estetica. Lo so, è che gliela attaccano proprio dietro. Ma diglielo.
Diglielo, è normale signora. Disse l'installatore. Dov'è che scaricava? Nella vasca da bagno. Puoi farmi la vasca da bagno, per favore? Un attimo solo mi fa la vasca da bagno e poi... Sì, ma chi è che sta la vasca da bagno? Guardi, esce solo detersivo e acqua sporca. Fai un po' così. Bravissimo. Vai col tubo. Vai. Sta bene in bagno, che la fa presto a scaricare. Brava! Cos'è che ha detto? Per questo vado nel cesso. Cos'è che ha detto? Se va in bagno si fa presto a scaricare. Sì. Ah, sì, Ma- la vasca. Sei sicuro che sia una vasca? Perché dalla forma sembra un'altra roba. Ok. Ecco, vai. E giustamente disse, è normale signora, disse l'installatore. Sì, risposi io, ma dentro di me pensavo, ma normale per chi? Così nacque il mio piccolo segreto domestico. Ogni volta che la lavatrice finiva il suo lavoro, io nascondevo il tubo. Lo arrotolavo. Sì, lo nascondeva. Aspetta, lo arrotolavo con cura, lo infilavo dietro, non so cosa, e lo facevo sparire. Pronta, fai un bel respiro. Fila dietro il tubo. Che non si veda. Che non si veda. Va bene così? Perfetto. Sei la regina comunque. Esatto. Sì, Sono tutta lucida per lavare. esatto. Qua dentro non si vede. Bello. Il bagno tornava ordinato, dignitoso, presentabile. Una casa per bene, insomma. Fate un applauso alla regina della... Bello perché la regina la mettiamo in bagno. Pensa il postino dove... Va, grazie, un applauso alla lavatrice della regina della... Abbiamo tempo. È finito il Ha tempo. finito il tempo. Peccato per la lavatrice. Io avevo un racconto, quello che proprio spiegava il senso, ma non c'è tempo. No. Quindi lo potete cercare nel libro. All'atto. Cioè uno lo cerca nel libro, c'è proprio il racconto che dà, ma non c'è tempo. È quello che non è a metà, è a 3/4. Sì, a 3/4, cercatelo. Ma non c'è tempo. Non c'è tempo. Non c'è tempo. Aspetta che intanto teniamo la lavatrice per il... Aspetta che spiego il microfono. Signora, adesso il tubo dove lo mettono la lavatrice? Dove lo mettono il tubo? Davanti. No, signora, è brutto davanti, è l'estetica, dove lo mettiamo? Adesso la lavatrice deve fare un wireless. Si lascia direttamente social. Questo non è legale. Un applauso ai nostri clown. Come rendere vivaci dei racconti? Allora adesso abbiamo capito i nostri educatori come devono fare quando leggono i racconti, possono renderli vivaci. E allora, che la lavatrice fosse la regina l'avevamo capito, che salvasse la vita anche, tranne la vita dei due installatori che abbiamo capito che... Grazie, un applauso ancora ai ragazzi. Ve l'avevamo detto che c'erano delle belle sorprese oggi. Però adesso è giunto il momento di vedere e di conoscere tutti i vincitori e i finalisti del premio letterario. Quindi abbiamo un filmato dove li vedremo tutti. E alla fine gli facciamo un grandissimo applauso. Vi preparatevi perché la dottoressa Mondini ha detto che l'applauso serve. Quindi tenetevi alla fine un bel applauso. Prego. Vedete tutte le generazioni, vero?
Vedete che è un premio ormai diffuso a livello nazionale. E vedo che abbiamo diversi scrittori già qua presenti. Anche qualche foto artistica, d'altra parte gli artisti. Questi erano quelli del video, se vi ricordate. Anche i ragazzi delle scuole sono stati coinvolti. E qui c'è la foto. L'applauso grande per tutti adesso. Bene, non l'ho sentito bene l'applauso. Secondo me questo vale almeno un'ora e mezza di vita in più. Allora, voi sapete, dopo ci saranno le premiazioni, ci sarà la possibilità di fare un po' di firme con la professoressa Slan, che sarà molto disponibile alla fine però. Allora, sapete che oltre al premio letterario, fra tutte le residenze facciamo anche un bellissimo premio fotografico e chiediamo di fare un'interpretazione del premio letterario, lo stesso argomento, quindi le invenzioni, e vediamo quali sono le fotografie. La giuria le ha già votate, però dai vostri applausi possiamo sentire qual è il voto da casa, insomma. Quindi vediamo le varie foto adesso. Allora, prima foto. Civitas Vitae Nazareth, guardate la tecnologia su quel tavolo e anche qua quella macchina da scrivere chissà quante lettere avrà scritto. E a Vedelago sono già avanti, vedete, già stanno col computer tutti insieme. Guardate questa, si scambiano i ruoli, si scambiano gli attrezzi, ma i soggetti sono sempre gli stessi. Guardate qui, bellissima questa foto, tutti i sistemi di comunicazione. Dal telefono al cellulare al filo col bicchiere. Borgo Ricco, anche qua tecnologia a tutti i livelli, computer, cuffie. E qua, quando si parla di relazione anche a distanza, gli strumenti sono utili per poter fare videochiamate da Carmignano di Brenta. Ah, questa è un'invenzione fantastica, dal caminetto al barbecue. Gorizia, si vede che praticano molto l'articolo, guardate che bellissima foto, diventerà un grande cuoco. Ah, guardate questa bellissima, diversi attrezzi, dal ferro da segare al decespugliatore. A Oderzo invece tutti gli attrezzi per fare il caffè, dalla mocca al macinino fino alla macchinetta col ditone, moneta e ditone. Ah, qui hanno messo insieme un po' di tecnologie. A San Giovanni, televisore, la sveglia e il telefono, che sicuramente quel bambino non avrà mai visto. Vediamo chi vince. Eccola qua, facciamo un grande applauso al Civitas Vitae Nazareth. Però alla giuria è piaciuta moltissimo anche questa. E sento che anche al voto da casa è piaciuta moltissimo.
Grazie. Allora, sapete che queste foto poi noi le useremo quando facciamo il nostro bilancio sociale, le usiamo proprio perché raccogliamo tutte le testimonianze delle varie sedi e tutti i coinvolgimenti che ci sono stati. A questo punto io vedo la nostra professoressa Aslan pronta per lanciare il tema del prossimo anno, perché ogni anno noi alla chiusura della premiazione lanciamo anche il tema del premio letterario del prossimo anno, che sarà il 20° anno, quindi faremo una grandissima festa per i 20 anni. Grazie, anche voi, anche questo è un'altra ora e mezza. Prego. Allora, il tema del prossimo anno è il seguente, : mercati, supermercati e commercio online, perché non ci vogliamo far mancare niente. Mercati, supermercati e commercio online, storie di spese, acquisti e qualche sorpresa fra nonni e nipoti. Quindi avete i mercati, avete i supermercati, avete anche il commercio online, se vi dilettate anche di quello. Su questo c'è una ampia scelta di possibilità di racconti. Chiederei cortesemente ai futuri scrittori di non andare fuori tema, perché ogni anno ci tocca eliminarne parecchi che hanno semplicemente vagabondato. Ma i titoli sono questi, il titolo è questo, giusto? Va bene? Ok. Tutti pronti? Allora, adesso cominciamo con qualche premiazione. Prego Guido di avvicinarsi alla zona premi, la professoressa Aslan di avvicinarsi perché tutti vogliono stringere la mano alla presidente della giuria. Chiamiamo qui i ragazzi dei clown, così facciamo anche un altro applauso. Chiamiamo la lavatrice, il frigo, il fornello. Se la morte non viene è meglio, ma non importa, ha già una nuova veste. Quindi prego, li chiamiamo tutti, abbiamo il microfono. Allora, per la copertina che è stata realizzata, avete visto prima l'immagine grande, questa battuta, chiamiamo Daniele Piacentile, primo classificato. Eccolo là, prego. Consegniamo il premio, stretta di mano alla Presidente della giuria, la foto, giri per la foto. Grazie, veramente bellissima. Esatto. Forza col bacio, dai. C'è anche una menzione d'onore sempre per la copertina, classi quarte e quinte della scuola primaria di Vedelago. Dovrebbe esserci la maestra, eccola là. Potremmo portarla come la regina di prima. Non so se è in garanzia, qua io faccio da passamano. La stretta di mano alla nostra Presidente della giuria. Tranquilla, non succede niente, abbiamo già finito tutto. Quindi... Scusate, sono riuscita a fare una delle mie. Ma abbiamo la lavatrice, l'asciugatrice, l'aspirapolvere, tutto. Se viene qualcuno per fare un po' di asciugare, grazie. Allora, adesso cambiamo sedia. Cambiamo sedia, tac. No, la sedia. Senti, posso darti del tu?
Sì, ma Brava, allora sediti no, qua. quella è piena di acqua. Questa è piena di acqua. E questa no. E questa è pulita. Mi tengo la mia. Passami il tubo così scarichi. No, quello, asciuga. Aspira lì, Aspetta, vedi. scusa. Quello. Dà anche ordini questa dà ordini. Mamma mia, questa va. Ascolta, questi sono... Puoi chiamarci uno per... Anche là va. Ma no, vabbè, però guarda, è incontinenza questa cosa. Tieni. Guarda Un che po' più roba. qua, vai. No, eccola. Là. La gira, bravo, ecco, così. Così, A posto? Bravissimo, grazie. Come Così il complimento che volevo farvi, ancora meglio. Allora, adesso chiamo i premiati Grazie. che non sono della fondazione, chiamiamo per primi. Come vi chiamiamo il nome se escono velocemente, che così poi si mettono qua davanti e gli diamo a tutti il premio. Poi facciamo la foto, le foto le facciamo tutte dopo. Adesso consegniamo il premio e facciamo le foto alla fine. Allora, Andrea Zampella. Zampella. No. Eccolo qua. Guarda. Le foto d'insieme le facciamo tutte dopo, facciamo una foto e poi andiamo avanti. Angela Bigi, glielo facciamo avere. Anna Paola Prestia, spero aver pronunciato giusto. Mettiti di là, mettiti glielo passo. Facciamo un applauso quando arrivano, Daniela Antonello. Bravi. Dario Foa. Qua. Eccolo là. Eccolo qua. Grazie a te. Guarda, mi metto un po' più avanti qua. David Ferrante. Questo è difficile. Allora, Zenita Murkanovic. Non so se ho detto giusto, spero di sì. Emilio Conte. Filippo Cerato. Fiorella Borin. Laura Verdi. Lei sì c'è. Laura Verdi, eccola là. Lorenzo Iannelli. Michele Missaglia. E adesso, se la Presidente scende, facciamo la foto tutti insieme qua. Posso accompagnare? Lei si deve togliere. Allora, scusate, invito uno, ma poi se volete. Prego, venite tutti vicini, facciamo la foto. Dovete convogliare sul corridoio. Questo è? Pago in... Madonna, tutta sta gente qua.
Terniciamo cosa vuol dire? Muoviti dai piedi, dai! Ragazze, bisogna spostarle di là. Da dove? Ragazzi di qua, per favore, ragazzi. È una cosa complicatissima, Volendo qualcuno può vedere. Bravissima! No, qua credo. Si vedono tutti. Perfetto! Fate un bel sorriso, anche quello finto da quando vedi vicino di casa al supermercato, va benissimo, vai. E voi, scusa? Aspetta, mettiamo quelli ingombranti davanti. Direttore Toso? No, fate la foto. L'ultimo. Grazie. E adesso, finché tornano al posto, chiamiamo i partecipanti che sono stati coinvolti attraverso il progetto Amplifon di altre residenze. Li nominiamo veloci, quelli che ci sono si presentano perché sono di residenze che non sono della fondazione. Quindi li nominiamo, li vediamo se chi c'è che arriva. Carla Fopp, benissimo. Aurelio Bozzi, Carissima. Antonella Bolzonello, Andreina Raschietti, ospiti educatori Casa Fenzi, ci sarà forse un rappresentante, non siano venuti tutti, grazie. Ospiti Casa Riposo 90 Padovana, c'è qualche, eccola lì. Ospiti RSA Sant'Antonio, eccola qua. Equipe socioeducativa RSA San Giuseppe, Enrico Beggin, bravissimo. Ortensia Michelin, preparatevi per la foto, già sistematevi vicini che arriva la Presidente della giuria per la foto. È finita? Mancano due. Ortensia Michelin, eccola lì. Rosa Toniolo e Sara Marzola. Là ci siamo tutti. Adesso pronti per la foto. Scende la Presidente della giuria. Se voi volete fare un saltino sopra il bordo lì, ma con attenzione, esatto. Lascio fare il Le consiglio di andare sopra, così è un po' più raggruppati, un po' più compresi.
Adesso abbiamo tutti i partecipanti interni. Oh, ecco proprio. Allora, io direi che siccome abbiamo qui tutto il gruppo di lettura di San Giovanni in Monte, non li facciamo venire tutti perché sennò. Allora, io leggo in fretta i nomi, intanto vengono gli educatori e almeno 2 rappresentanti, decidete voi insomma. Allora, ve li cito così fate un applauso unico per tutti. Lino Belloni, Liana Biondi, Dirce Brogian, Teresina Ceschi, Roberta Comello, Maria Giovanna Dal Ferro, Maria Dal Lago, Natalina De Grandi, Margherita Maddalena, Eleonora Paiola, Silene Todescato, e 2 volte, 2 premi. Silene Todescato, Marcello Zancanna, Anna Maria Zanella, applausone! Dopo riceverete il diploma e intanto facciamo venire insieme gli altri della Fondazione OIC, Servizio Socioeducativo RSA Guido Negri, di corsa, eccola là. Giampaolo Ferrari, Franca Milan, Carla Gennaro, Carla Gennaro, Antonella Furlan, Emanuela Forner, Antonietta Pulzatto Bagolin, applausone! Il regalo consiste in un preziosissimo segnalibro, perché ovviamente chi scrive legge moltissimo, quindi eccolo qua, premio. E adesso scendo per la foto. La prende lei? Dov'è Emanuela? C'è Emanuela? Non c'è, non pervenuto. Ah, Emanuele, scusi! Ah, siete sempre voi. Ah, brava, faccia. Vengo io perché è a scuola. Guarda, qualche smetto di là, perché sennò la foto. Ha ragione. Anzi, secondo me, vai su che lei viene fuori. Che gli occhiali. Ah no, su. Se no si vede che. Tengo in piedi. Da qui si vede il perfetto. Ok. Posto? Belli. Allora facciamo un altro applauso alla nostra Presidente di giuria, professoressa Aslan, un applauso alla professoressa Mondini che ci ha dato le indicazioni per il futuro, in modo che quel signore là sia disoccupato, ma facciamo un applauso a tutti quanti i partecipanti, tutti quelli che hanno vinto, quelli che sono stati selezionati, quelli che hanno scritto, perché tutti voi saprete sollecitare altre persone a partecipare, a rendersi attivi, a condividere e soprattutto a continuare a essere protagonisti.
Ringraziamo i nostri clown, un bellissimo applauso, grazie per averci fatto divertire e riflettere. Adesso, quando andate a casa, fate una carezza alla vostra lavatrice, che abbiamo capito che è la cosa che ha salvato molti. Eccola là, ringraziate la lavatrice che saluta come una regina, sapete che saluta così la regina, no? Quindi grazie a tutti. La centrifuga, quando sta facendo la centrifuga. Vi aspettiamo tutti di là per un aperitivo, una condivisione, una relazione. Grazie a tutti, un applauso anche a Guido Masnata che ha fatto la regia di tutto il premio. Grazie.